buongiorno. Oggi siamo a Noale, alla Rocca di Tempesta. È un castello che si trova a Noale, città metropolitana di Venezia. Il territorio di Noale, già in periodo romano, si trovava in una posizione strategica ai confini tra l'Agro Centuriato, a nord-est della città di Padova, e quello della città di Altino. Attorno all'anno 1000, il villaggio fortificato di Novalis divenne feudo della famiglia da Carbonara, rappresentanti e avvogari del vescovo della città di Treviso. Nel 1119, alla morte di Masperone da Carbonara, il possedimento passò a Guido, detto Tempesta, soprannome che identificò tutto il casato. Guido poi venne nominato a sua volta avogaro del vescovo di Treviso e poco dopo si aggiunse la nomina ad avogaro per il vescovo di Padova. Questa situazione nel 1179 permise al figlio di Guido, Guglielmino Tempesta, di diventare podestà di Noale, soggetto al comune di Padova, ma innestando un conflitto tra Padova e Treviso che nel 1181 si concluse a favore di Treviso. Già nel 1193 il palazzo fortificato, separato dal borgo, era residenza dei figli di Guglielmino, Guido II e Guercio. Nel 1245 Ezzelino III da Romano conquistò Noale e ristrutturò la rocca detta il Palazzon, facendola diventare un'isola artificiale di circa 2400 metri quadri, circondata dalle acque del fiume Marzenego. Il perimetro della fortificazione era difeso da varie torri, ne sono rimaste 3, e del mastio posto sul lato a tramontana. Dentro al castello vi era la residenza dei feudatari e dei governatori, gli alloggi per la guarnigione dei soldati di difesa, cucine, stalle, magazzini, prigioni, l'armeria e un oratorio. Tra il 1329 e il 1339 Noale fu dominata dagli Scaligeri di Verona, ma Guelfo Tempesta riuscì a mantenere una forma di amministrazione autonoma. Nel 1339 Noale divenne possedimento della Repubblica di Venezia, salvo un breve periodo tra il 1381 e il 1387 in cui passò sotto il dominio dei da Carrara di Padova. Tornata la Serenissima Repubblica di Venezia, fu insediato un podestà per il governo della città e del territorio circostante. Vennero dismesse le strutture militari come la rocca e il castello, ormai non più adeguate alle nuove armi da guerra. Nel XVII secolo la rocca fu trasformata in palazzo di rappresentanza e sede del podestà, però nel 1763 fu abbandonata in quanto i governanti veneziani si trasferirono nel più centrale palazzo della Loggia. La rocca cominciò a cadere in rovina e le pietre e le murature riutilizzate per altri edifici. Nel 1819 la rocca diventò area cimiteriale e tale rimase fino al 1983. Nel 1996 si eseguirono i restauri delle mura e delle strutture rimaste ed ora viene utilizzata e valorizzata con varie manifestazioni culturali.
È possibile entrarci in occasione di visite guidate o manifestazioni.